Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Una nuova puntata di Made in Polesine sta per iniziare, miei cari amici vicini e lontani. Ci stava, vero? Chi lo diceva? Non mi ricordo, mi è venuta così proprio. Mi sembra annunzio filogamo. Addirittura siamo andati così. Dei miei anni. Siamo andati un po' indietro negli anni. Comunque, dai. Allora, buongiorno, benvenuti. Questa è Diva FM, Radio Colbero Rovigo e Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno signori. E il signor Leandro Maggi. Lelu. Eccola qua. Allora, dicevo, nuova puntata e adesso siamo veloci perché abbiamo come sempre il tempo molto ristretto. Abbiamo un'oretta comunque insieme scarsa, però insomma abbiamo un po' di tempo. Dai. Allora, i titoli andiamo a leggerli. Vai. Ecco qua. Allora, il primo, Ecolab, 43 lavoratori a casa. E così iniziamo alla grande, una botta di sul leggero. Sì, dai, ecco qua. Poi SOS Donna Portoviro. Anche questo non è un titolo, è positivo. È positivo, detto così non sembrerebbe, sinceramente. Poi musicalmente giornata mondiale Alzheimer. Fiera di Loreo, la terza più antica del Veneto. Pensate un po'. E poi taglio di Portoviro e paglio della Cariola, detto nel nostro dialetto, insomma. È il nostro idioma. Da non confondersi con altra parola. Vabbè. Bene, allora ci prepariamo e tra un attimo iniziamo la puntata di oggi di Made in Polesine. Siamo pronti a partire con la puntata di oggi, quindi andiamo subito ad affrontare quello che è il nostro primo titolo di oggi. Parliamo di Ecolab, 43 lavoratori a casa. Allora, cominciamo non è sicuramente con una brutta notizia, un dato positivo. Nel senso che c'è una fabbrica a Rovigo che si chiama l'Ecolab, che è una fabbrica di detergenti importante, una multinazionale, che ha deciso di chiudere i battenti. Perché? Perché ha detto che tanto di portare in Francia l'azienda, e perché Rovigo, l'Italia in generale, Rovigo in particolare, non è competitiva, il costo del lavoro è troppo alto, eccetera. E questa è una cosa molto molto grave, anche perché tra l'altro al di là che la nostra provincia ha veramente grosse difficoltà, non avendo grossi centri di lavoro importanti, grosse fabbriche, eccetera, ma 43 lavoratori a casa che non potranno neanche usufruire della cassa integrazione, perché per legge chi chiude l'azienda non deve niente ai lavoratori. Esatto, cioè non si può instaurare appunto cassa integrazione, paracaduti sociali per evitare che la gente abbia un disagio ulteriore oltre. Che dire, leggevo poco tempo fa che la Francia ha le tasse più alte di noi e il costo del lavoro più alto di noi. Questi qua chiudono la fabbrica in Italia per a riaprirla in Francia. C'è qualcosa che non torna, tu dici? C'è qualcosa che non torna da una parte, c'è forse che effettivamente fare azienda in Italia è molto difficile, e quindi magari una multinazionale che non gliene può interessare di meno dell'etica e della morale, e quando non guadagna se ne va via. Quindi, siccome c'è sto governo nuovo, Conte 2, ci sarà il Conte 3, Conte 4, Conte 5, la vendetta, sì. Sappiate che le fabbriche chiudono, specialmente in Polesine stiriamo via qualche piccola eccellenza, e se tra l'altro c'è ancora tutta la questione, la querella dei diritti esclusivi di pesca, anche lì tutto in bilico. Sappiate che in Polesine non è che abbiamo tutto sto benessere, tutte queste risorse, quindi in generale controllate il tutto, e noi grande solidarietà agli amici di Ecolab, 43 lavoratori a casa, e in questo momento sono problemi grande solidarietà che si aggiungono già ai problemi esistenti, quindi esatto. Dopo vorremmo anche indagare se magari quando hanno aperto la fabbrica questi qua della Ecolab hanno avuto anche dei contributi. Sai che c'era nel passato governo, dicevano se una fabbrica ha avuto contributi e poi chiude e porta via, ci deve dare indietro tutto con gli interessi. Secondo te? Ma secondo me non succederà niente di questo. Ecco, no, perché ma lo sappiamo già. Secondo te? Sì, come si dice, sono film già visti. Sono film già visti. Vabbè. Va bene, allora dai, ci fermiamo, breve pausa, torniamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E siamo ritornati e siamo pronti per continuare Made in Polesine di questa settimana. Adesso un altro titolo molto importante, SOS Donna.
a Portoviro. Beh, Che detto così, come abbiamo detto anche prima, sembra un titolo negativo, però molto positivo. mi raccontavi che invece è il contrario. Dai, è molto positivo. Sentiamo un po'. Allora, è una iniziativa del comune di Portoviro. Diciamo che capofila è l'assessore Maria Laura Tessarin, che salutiamo, nostra grande amica, certo, che è sempre presente in queste iniziative. Hanno fatto un centro di ascolto per la violenza sulle donne. Siccome è una cosa che se ne parla tanto, però dopo magari se succede dove vai? Sì. Quindi c'è la possibilità, attraverso appunto la telefonata prima, un centro di ascolto disponibile dal venerdì dalle 15 alle 18, e dopo questa prima telefonata si può interloquire con degli psicologi, con delle persone competenti, attraverso anche una cooperazione tra Comune di Portoviro e Alto di Terra, che è un'associazione di Rovigo che appunto si occupa di queste cose. È una cosa molto molto importante secondo me, anche perché femminicidi se ne sono tutti i giorni, e donne che vengono picchiate ce ne sono purtroppo tutti i giorni, e tra l'altro c'è nell'immaginario, vedevo un'intervista l'altro giorno di Bruno Vespa, Sì. che intervistava una signora che era stata quasi ammazzata dal suo marito, che aveva già avuto il DASPO, quindi non si poteva avvicinare a lei, ma ciò nonostante l'aveva fatto. E nelle domande di Bruno Vespa, che reputo in ogni caso un buon giornalista, non è l'ultimo arrivato, scusate, c'era un risolino come per dire: ma te la sei cercata? Quindi questo è nell'immaginario, specialmente maschile, e pensiamo che quando un uomo picchia una donna, questa qua se lo merita. Se lo merita, Ecco, perché dobbiamo superare. Sì, è vero, in molti casi, anche parlando così tra amici, a volte Esatto. arrivano le battute. Lo sai, ha picchiato la moglie e chissà quanto rompeva le scatole, esatto, forse se lo meritava. Non è questo sicuramente. Ecco, quindi ben vengano queste iniziative. Noi ringraziamo innanzitutto il comune di Portoviro, che è stato molto sensibile a questo, ha tirato fuori anche dei soldini. C'è un grosso sponsor che ci ha creduto, che è l'Adriatic LNG, tanto per dire quello del degassificatore, Sì. che perlomeno mette a disposizione per attività sociali e sportive un bel po' di soldini. Abbiamo il degassificatore di cui non siamo molto contenti, però perlomeno qualcosa fanno. Qualcosa di buono. Brava Maria Laura Tessarin, bravo il comune di Portoviro. Donne, quando succede qualcosa, quando il vostro marito vi picchia, andate subito a denunciarlo, perché non merita altro. Bene, fatelo assolutamente. Fatelo assolutamente. Fatelo. Allora, abbiamo esaurito così il nostro secondo blocco, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Diva FM, Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV, con Davide Stefanelli e Leandro Maggi. E adesso altro titolo molto importante, musicalmente: Giornata Mondiale Alzheimer. Allora, sabato è la giornata mondiale Alzheimer, e a Taglio di Po c'è una bellissima iniziativa. Una bellissima iniziativa fatta da un gruppo, cioè un'associazione che per me è straordinaria, che si chiama Officine Sociali, che diciamo è la promotrice dei centri sollievo Alzheimer, che ce ne sono a Taglio di Po, c'è Dariano e a Porto Tolle, e quindi chapeau per queste volontarie che si dedicano a persone malate di Alzheimer. Io ieri proprio sono stato in un centro a Taglio di Po, appunto, ed è veramente impressionante quanta gente che magari avevo visto fino a pochi anni fa efficiente, che adesso hanno il problema con l'Alzheimer, che veramente gli distrugge ogni parte del loro cervello, dimenticando tutto. Persone che fino a ieri mi salutavano, non sapevano neanche chi ero, eccetera eccetera eccetera. Quindi Fa impressione, però, ecco, fa impressione, sì. fa impressione, anche perché poi, io lo dico spesso, ci hanno allungato la vita. È vero, Sì. però ce l'ha allungata da 80 in su, forse era meglio non ce l'allungassero, perché Sì. chi ha un malato in famiglia di Alzheimer sa quanta difficoltà è, quanta Esatto, fatica sì. è, eccetera. Tra l'altro, facendo un piccolo sondaggio, proprio chiedendo a 10 persone, 9 su 10 c'ha perlomeno qualcuno, un parente, uno zio, uno suocero, con questa malattia, che tra l'altro comincia ad abbassare anche gli utenti, nel senso che Sì, prima nel senso, arriva in età arriva anche a 50-60 un po' più anni, precoce, ecco, sì. toccando ferro. Sì. Quindi ricordiamo questa serata dove si presenterà appunto quanto ha fatto e quanto fa Officine Sociali, l'associazione Officine Sociali e i centri sollievo Alzheimer,
ringraziamo Marinella Mantovani, che è tra l'altro anche la presidente e anche l'ideatrice, quella che ha avuto l'idea di fare queste cose già da un po' di anni, e noi l'abbiamo già celebrata e giustamente e anche intervistata. E alle 21 Sala Europa Taglio di Po, ricordiamo che ci sarà il concerto di 4 cori importanti più Note d'Argilla, che sono quel gruppo di suonatori di ocarina, visto che è uno strumento autoctono nostro. Esatto. E io vi invito veramente a venire a vedere questa serata, sabato appunto, Sala Europa Taglio di Po, per capirne un po' di più, per capire se ci sono anche degli strumenti per prevenire, per frenare. Sappiamo che è una malattia degenerativa che non si può guarire, però magari hanno scoperto qualcosa che si può perlomeno frenare un po', rallentare un po', sì. Ecco, quindi venite, Va bene, vi aspettiamo. dai, aspettiamo, sicuramente sarà sicuramente interessante. I nostri amici ci saranno, dai. Bene, ci sentiamo tra pochissimo per naturalmente continuare Made in Polesine. Siamo pronti? Siamo pronti? Prontissimi. E adesso siamo pronti a ripartire con Made in Polesine. Adesso parliamo di una fiera veramente storica, che è quella di Loreo, che pensa è la terza più antica del Veneto, la terza addirittura. 795esima edizione, antica fiera di San Michele Loreo. Che dire, quando uno riesce a fare per 795 anni una fiera, io che ho fatto il presidente della Proloco e so quanta fatica è, Farne due, farne 3, fate 795, bravi agli amici di Loreo. volta, dai, sì. Allora, innanzitutto celebriamo la Proloco di Loreo, il nostro amico Diego Siviero, tutte le amministrazioni, perché sono bravi, fanno la festa del pane e fanno la festa questa fiera, e poi fanno un sacco di cose. Sono bravi. ottimi organizzatori. Ottimi organizzatori. Ok, dai. Tra l'altro ricordando che Loreo è forse una delle cittadine qua intorno più piccole, quindi sono bravi anche perché poi dopo quando si fanno le fiere bisogna andare da sponsor, da questo e dall'altro. Se il paese è piccolo ci sono anche pochi sponsor. E invece vedi, Però- vedi che invece è il contrario, È il a contrario. volte del paese un po' più grande. Un'altra Noi fiera- facciamo più fatica a fare queste cose. Anche Non- Taglio di noi Po a ancora di Porto più. Viro, Però un altro paese piccolo che è Ariano, che loro fanno delle fiere, delle cose brave e bene. E Salutiamo anche qua il certo. presidente Mara Sant'Alato. Allora, quando è che c'è questa fiera qua? Importante, 795esima, la fiera più antica del Veneto, terza fiera più antica del Veneto. Si svolgerà il 27, il 28 e il 29 settembre, quindi la settimana prossima Ci siamo. ne parliamo, perché ci sarà poi un sacco di cose, ci sarà un riconoscimento ufficiale al maestro Dascia Carlo Stocco e Calafato Andrea Pizzighello, che sono di un cantiere navale famoso a Loreo, che il maestro Dascia è quello che riesce con la matita a disegnarti la barca. Io non è che sono capace di disegnare sulla carta, lui riesce a Con la tagliare, riesce a tagliarti il legno o l'acciaio, eccetera, quindi chapeauissimo anche lui. Bravissimo. E poi ci saranno il palio delle tre città, i giochi d'altri tempi, la simpatica sfida tra gli animatori del Grest di Loreo, Rosolina e Portoviro. Chapeau, veramente, Chapeau agli amici di Loreo. Bravo anche al nostro amico Diego, Bravi, che ogni bravi. tanto viene qua a trovarci. Ogni tanto Stiamo- andiamo a trovarci, sì, certo, dai. salutiamo. bravi. Bene, allora, mi raccomando, non mancate alla fiera di Loreo, quindi la prossima settimana. Prossima settimana, fine 27, settimana. 28, 29 Mi settembre. raccomando. Allora, bene, questo era il penultimo argomento, questo significa che tra poco andremo ad affrontare l'ultimo, ovviamente. Ci sentiamo tra poco. Ultimo argomento di oggi di Made in Polesine, e parliamo a questo punto di una cosa molto molto casereccia, se vogliamo, proprio taglio di Portoviro. Casereccia. Nel senso, giochiamo in casa. dai. No. Abbiamo celebrato prima Loreo con un sacco di... Basta qua che viene fatta Taglio di Po, che è il mio paesello. È una cosa casereccia, non so, è una cosa. Vabbè, altra manifestazione di livello importantissimo. Ecco, mi sta salvando. Parliamo di taglio di Portoviro, il paglio, detta proprio in dialetto, della Cariola. Com'è la cosa? Il paglio Importantissimo di tutto. è una cosa. Risottolinealo. È una cosa, è un evento importantissimo. Ecco, va bene? adesso posso parlare. Puoi andare. Adesso posso Sua parlare. Maestà può andare. va. Ma Sua Maestà può andare. Allora, aspetta che mi sono già perso Ecco qua. gli appunti. Allora, sabato 21 e domenica 22 c'è la rievocazione del taglio di Portoviro dopo 415 anni. 415 anni, la Serenissima
di Venezia ha detto, siccome è l'anno giubileo, i papalini e quindi gli estensi non possono far niente, non gli insabbiamo Goro. Che dire, i veneziani erano forti, bastava tutto per fare il sunto della situazione. E noi a Taglio di Po aveva cominciato onestamente Portoviro, poi dopo diciamo che il testimone è passato a Taglio di Po lo rievoca ogni anno. Quest'anno in momento di spending review si rievoca solamente un pochino il Taglio, con delle visite guidate anche nel delta e in particolar modo nella zona bacino Portoviro e Mazzorno dall'altra parte, dove appunto è stato fatto il taglio di Portoviro e dove appunto comincia il delta moderno. Però c'è una cosa interessante, perché verranno premiati illustri persone che si sono distinte nel loro paese, dei 7 comuni del delta. La domanda che ti faccio è questa: chi presenta? Ci sarà adesso Bonolis o Leandro Maggi, uno dei due. Adesso mi sembra che Bonolis si sia un po' impegnato, quindi probabilmente sarai tu. Ha detto: Leandro, vai tu. Vai tu. No, è una cosa veramente bella, interessante. Noi vi invitiamo, è in piazza alle 21 domenica appunto. Venite a Taglio di Po, ci saranno appunto le premiazioni a persone che si sono distinte nel nostro delta del Po: Adria, Portoviro, Portotolle, Taglio di Po, Rosolina, Ariano, eccetera eccetera eccetera. E dopo, a coronamento di questo, c'è anche il Palio della Cariola. Cos'è? È un ring, un circuito doppio attraverso una delle piazze taglioresi, dove c'è una carriola con un peso di 25 kg e dove in singolar tensione gli atleti si sfidano e corrono, eccetera eccetera eccetera. Vinca il migliore. Taglio di Po è una vita che non vince. No, Vito, l'anno scorso non essere così pessimista. Noi avevamo la nostra bestia nera all'Oreo. Per 3-4 anni vinceva sempre l'Oreo. Ma poi l'anno scorso hai visto che è successo un imprevisto, ha vinto Taglio di Po. Sì, abbiamo probabilmente facciamo come al Palio di Siena che dopano il cavallo. Hanno fatto antidoping dopo alla fine. No, più che altro ci abbiamo messo un peso da 90 kg a quello di Loreo e di 10 kg e di 8 kg a quello di Taglio di Po. Quindi vi invitiamo domenica 22. Un'altra bella manifestazione da seguire per rievocare 415 anni che siamo. Però parecchio. Il Taglio di Po c'ha 415 anni. Forse anche di più, solo che abbiamo iniziato a contare da lì. No, da lì prima non c'era. Ufficiale, dai. Prima non c'era. Bene, dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Siamo giunti al termine? Siamo proprio giunti al termine. Ci dispiace un po' perché... Sì, perché ci divertiamo. Sì, perché aspettiamo questa puntata, questa oretta che trascorreremo insieme tutta la settimana, poi ci vola proprio tra le dita. Va bene, dai. Comunque ci sentiamo anche la prossima, siamo qua. Siamo sempre qua noi di VFM, anche gli amici di Radio Colbero Vigo e soprattutto anche Made in Polesine Web. Dove ci potete vedere perché siamo delle belle personcine. Sì. Siate clementi almeno con i like. Sai cosa? Posso dare il numero? Allora, per SOS Donna, visto che ci hanno mandato un messaggio, date il numero di telefono: 391 765 4960. Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18. Ripeto, 391 765 4960. Bene, con questo abbiamo veramente concluso. Ci sentiamo la prossima settimana. Da parte mia, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. L'augurio di un buon fine settimana. Il nostro classico countdown: 3, 2, 1. Chapeau. Ciao a tutti. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.